Buonasera. Berlusconi ed i suoi maggiordomi da sempre dichiarano che l'opposizione non ha mai proposto nulla, oltre che dire no a tutte le scelte del governo. E questa è una menzogna. Mentono sapendo di mentire. Eccovi un paio di esempi su due proposte di Italia dei Valori. Il 23 ottobre del 2010 è stato discusso alla Camera dei Deputati un ordine del giorno presentato dall'onorevole Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori per l'abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali. Hanno votato a favore naturalmente i 22 deputati dell'Italia dei Valori, mentre 498 deputati hanno detto no e 5 si sono astenuti. Questo ordine del giorno chiedeva la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i deputati in carica e per quelli cessati dal mandato parlamentare. Contestualmente chiedeva ai deputati di comunicare all'amministrazione della Camera l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Per cui i versamenti per il vitalizio dei deputati e dei senatori, ora sono 1.006 euro mensili, sarebbero stati dirottati nei loro rispettivi enti previdenziali. Chi faceva o fa l'artigiano, oppure il commerciante, oppure l'avvocato, oppure il dipendente pubblico o privato, andranno in pensione con le regole previste per tutti. E così non ci sarebbero più dei cittadini perché eletti 5 anni in Parlamento, che ricevono un vitalizio minimo mensile di 3.000 euro, o peggio, come era nel passato, quando bastava fare solo un giorno in Parlamento e ne acquisivi il diritto. Qualcuno obietterà che il vitalizio è un diritto acquisito come le pensioni. Non è così. A differenza della normale pensione, il vitalizio è un'indennità di carica goduta in relazione ad un mandato elettorale, indennità che nei suoi presupposti e nelle sue finalità è totalmente diversa rispetto a una normale pensione. Vi è pertanto una diversità giuridica dell'istituto del vitalizio rispetto al trattamento pensionistico conseguente a un rapporto di lavoro, pubblico o privato, o autonomo che sia. È del tutto evidente che un parlamentare non ha certamente nessun rapporto di lavoro con l'ente che rappresenta. Un deputato e un senatore non sono dipendenti della Camera o del Senato, per cui il vitalizio deve ritenersi un'indennità per la carica elettiva ricoperta, quindi assolutamente revocabile se la politica decidesse di abrogarlo, mentre la pensione non è revocabile. E poi le province. Il 5 luglio scorso è stato discusso alla Camera dei Deputati un disegno di legge dell'Italia dei Valori che chiedeva l'abolizione delle province. Hanno votato a favore 83 deputati, quelli ovviamente dell'Italia dei Valori, Futuro e Libertà di Fini e qualche altro che non ha seguito le direttive del loro partito di appartenenza. Hanno votato contro l'abolizione delle province il PDL e la Lega, mentre si è astenuto il Partito Democratico. Se questo disegno di legge fosse passato, si sarebbe fatto un grande passo verso una diminuzione dei costi della politica e la politica avrebbe acquisito una maggiore credibilità. E poi non è vero, come vi dicono alcuni, che il risparmio sarebbe minimo. Non ci sono solo i costi dei presidenti della Giunta, degli assessori e dei consiglieri provinciali. A questi costi si deve aggiungere tutto l'ambaradan che sta attorno a queste cariche elettive, come gli uffici stampa, le auto di rappresentanza, le segreterie, i consiglieri personali del presidente e degli assessori ed altro ancora. Una burocrazia costosa che produce poco. Insomma, le province hanno poche competenze per i costi che la comunità deve sostenere. Abolirle sarebbe un dovere, specialmente in questi chiari di luna così difficili. Ma mi rendo conto che chiedere ad un tacchino di essere felice di venire mangiato a Natale mi sembra pretendere troppo. E allora i cittadini devono ricordarsi, quando si andrà alle urne, che chi e quali partiti hanno bloccato questi disegni di legge e ordini del giorno che avrebbero fatto risparmiare alcuni miliardi alle casse dello Stato. Per completezza di informazioni, i deputati della Regione che hanno votato contro l'abolizione del vitalizio sono Antonione, Rosato, Gottardo, Follegot, Compagnon, Contento, Fedriga, Maran, Strizzo. Ha votato a favore naturalmente Monai. Oltretutto la nostra situazione politica in queste ore è appesa alle scelte di qualche decina di parlamentari faranno nelle prossime ore, dopo le annunciate dimissioni del Caimano. Decisione cui inciderà moltissimo il fatto che andando presto alle urne molti perderebbero il diritto all'assegno vitalizio. Ricordiamocelo. Arrivederci a mercoledì prossimo.